In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Ponte, Ministero dell'Ambiente chiede normali chiarimenti. Come per ogni progetto presentato, il Ministero dell'Ambiente ha chiesto chiarimenti e integrazioni sulla documentazione del ponte sullo Stretto. È subito iniziato il fuoco di fila dei nemici della Sicilia. La verità è molto semplice, il Ministero ha richiesto 239 integrazioni di documenti e per un progetto di quelle dimensioni le richieste sono poche per l'entità e complessità dell'opera. Accordo politico Forza Italia Movimento per l'Autonomia. Incontro ieri a Roma tra Forza Italia e il Movimento per l'Autonomia per ratificare l'accordo tra le due forze politiche per le europee. Presenti il leader dell'MPA Raffaele Lombardo e il segretario di Forza Italia Antonio Tajani. L'accordo prevede contropartite che vanno oltre il semplice passaggio elettorale, ma questo ovviamente non verrà palesato adesso. Silenzio invece sulle candidature, confermando di fatto l'ipotesi di non inserimento di candidati MPA in lista e di sostegno alla candidatura di Caterina Chinnici. Ars, testi antidroga, limitata la libertà di informazione. Ieri, primo giorno del test antidroga all'Ars, e anche quest'anno si è trattato di una tribuna organizzata di fatto dal deputato Ismaele Lavardera, che ha messo in imbarazzo anche il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, dichiarando: «Oggi al Parlamento, su mia iniziativa, i deputati potranno fare il test antidroga. I risultati del test sono privati e quindi nessuno può renderli pubblici senza consenso. Non si comprende però perché non debbano essere pubblici i due unici dati utili dell'iniziativa, ossia i nomi di chi si sottopone al test e soprattutto quanti deputati risultino positivi. Non rendere pubblici questi due dati limita la libertà di informazione». Il leader presenta il libro e il partito lo sponsorizza. Anche a quelli più rigorosi può capitare uno scivolone, ossia il segretario nazionale di un partito politico scrive un libro e si fa sponsorizzare un incontro nel quale lo presenta dal partito di cui è segretario. Come minimo è inusuale una confusione tra la dimensione personale e quella partitica. Scopri di chi parliamo nell'articolo sul sito. Simana du Siciliano. La Simana du Siciliano è stata promossa da diverse associazioni di tutto il mondo, tra le quali le 18 che fanno parte dell'AUCLIS, Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana. L'intento è promuovere l'uso della lingua siciliana anche in quei contesti dove la usiamo poco o niente, promuovere il suo studio e il suo uso sui social. Lo spirito della settimana è stato: parlare male in siciliano è sempre meglio di non parlarlo affatto. Coldiretti chiede dichiarazione di stato d'emergenza. Il governo dichiari lo stato d'emergenza per affrontare la crisi idrica senza precedenti che sta attanagliando la Sicilia da settimane. Lo chiedono il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e il presidente Sicilia Francesco Ferreri, in soccorso della Sicilia attualmente alle prese con una grave situazione di siccità che sta mettendo a dura prova il settore agricolo. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.